Siamo ritornati a tenervi compagnia, ad entrare nelle vostre case, spero con discrezione e naturalmente con il vostro consenso. Non potrebbe essere altrimenti, insomma, perché se la cosa non è di vostro gradimento cambiate canale, ci vuole proprio pochissimo. Poi soprattutto adesso tra digitale terrestre, tra satelliti ci sono migliaia e migliaia di offerte, però so che voi insomma con gli appuntamenti di Target su Televideo Agrigento preferite vederci e ne siamo orgogliosi e contenti, abbiamo insomma i nostri contatori che aumentano, che danno il giusto riscontro, anche perché insomma come dicevo prima in punta di piedi, qualcuno dice anche in maniera elegante, lo ringrazio, cerchiamo di offrirvi un prodotto che mette in evidenza le eccellenze del nostro territorio, le varie realtà, le varie associazioni, singole persone, donne e uomini che hanno qualcosa da dire, da comunicare al vasto pubblico che per fortuna Televideo Agrigento ha e Target in particolare. Noi ci vediamo il mercoledì sera alle 21 in prima serata per la trasmissione in diretta e poi naturalmente con tutte le altre repliche all'interno del palinsesto della nostra TV. Questo può essere ed è anzi arricchito anche dalla diretta streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e poi naturalmente dalla registrazione della puntata che viene inserita nel grande calderone di YouTube, quindi visibile in tutto il mondo e a qualsiasi ora voi avete più possibilità di farlo. Anche oggi parleremo di alcuni argomenti, credo importanti e interessanti, quello che è il format della nostra trasmissione da oltre 10 anni a questa parte. Bene, allora passo subito a presentarvi gli ospiti della puntata di questa sera, a iniziare sempre dalla mia sinistra, l'indicazione che do al cameraman. Iniziamo con Antonella Gallo Carrabba, lei è la presidente, insomma direttrice del Centro Antiviolenza Telefono Aiuto di Agrigento. Continuiamo con Giovanni Sciortino, lui nella vita è un architetto, ma da qualche anno si cimenta anche in politica, è stato ed è consigliere comunale al comune di Favara, da una settimana o poco più chiamato a ricoprire il ruolo di assessore. Si continua con Elvira Brucato, lei è una scrittrice, un'opera particolarmente importante, anche voluminosa, vedo lì sul tavolo, parleremo di questo suo lavoro. Continuiamo con Danilo Verruso, lui è dell'associazione Oltre Vigata che in questo fine settimana propone insomma, un appuntamento importante nella sua Vigata a Porto Empedocle. E ancora un gradito ritorno a Target, Salvatore Fanara, in questa occasione in veste di presidente dell'associazione I Siciliani del Vespro. E la nostra ospite musicale, lei si chiama Roberta Iacolino e viene da Naro. Subito una domanda a bruciapelo per conoscere Giovanni Sciortino. Cioè tu eri e sei consigliere e ti avventuri a fare l'assessore, insomma sei un temerario Giovanni. Sì, però diciamo che così già lo prevedevo, ma da una prima esperienza sto notando che c'è l'impossibilità di ricoprire tutti e due i ruoli, quindi... Anche se la legge lo permette, insomma. Sì, la legge lo permette. Solo in Sicilia, caso strano, qualcuno parla di controllore e controllato, però insomma la legge lo prevede. No, ma io sono d'accordo sul controllore e controllato che non possono... convivere tutte e due. Non possono convivere, quindi non è diciamo un'esclusiva, però valuterò in breve tempo di lasciare uno dei due compiti. Non si possono, certo. Materialmente non c'è il tempo per ricoprire i due ruoli. Faresti male tutte e due, sei un po' forse più attaccabile. Diciamo che insomma, ecco. Da lunedì che ho iniziato a ricoprire la carica di assessore, a mettermi proprio al lavoro, non c'è il tempo materiale, quindi per una questione di assestamento dei primi giorni. E poi insomma le deleghe che hai ricevuto, lavori pubblici, urbanistica, c'è il cimitero, sono insomma, abbastanza rapporti col Consiglio Comunale stesso. Sì. Beh, parleremo allora di questa, sono molto impegnative, di questa tua nuova premetto avventura. Che
non metterò molto tempo a rassegnare le dimissioni dal ruolo di consigliere. Bene, questa è proprio subito, a prima acchitto dobbiamo subito l'esclusiva. L'avevi detto già a qualcuno, no? No, erano delle, come televisione, erano come delle valutazioni stampa, che no? avevamo fatto e personalmente grazie dell'esclusiva allora. Immaginavo che non si poteva continuare. Elvira Brocato, sono quanto? 1000 pagine? 600. 600 pagine, belle toste forse? Vabbè, certo, tu sei l'autrice, allora, magari... Devo chiarire. Sì. Il titolo è La Bibbia e il codice di Dio, però il sottotitolo già fa capire che è tutto particolare, perché è svelato alla luce della conoscenza e delle rivelazioni di Dio. Un breve, appunto, dico, è un libro religioso, filosofico, scientifico, Tutto. che cos'è? C'è tutto il scibolo umano. Tutto. Allora, io analizzo da 15 anni, intanto come mi è venuta questa passione. Io leggo da sempre. Ho divorato sempre libri da piccola. Per un discorso di salute ho chiamato un prete a casa, stavo malissimo, ho fatto tantissime operazioni nella mia vita e quindi... Hai letto più del solito allora? Sì, ho avuto veramente 30 anni di lettura, nelle letture ospedali ho letto tantissimo. Un hard disk eccezionale allora. Dopo diciamo una quindicina di anni di letture scientifiche, sempre in ospedale, perché io ho 3 figlie, sposata, sono architetto, insomma sono impegnatissima e quindi se non avessi avuto queste esperienze sicuramente sul libro non l'avrei partorito. Diciamo che ci hai meditato un bel po' e hai immagazzinato tante idee, ne parliamo dopo. Volevo sapere soltanto questo, insomma, questo percorso un po' elaborato, ecco, non è che nasce dall'oggi a domani, insomma, ecco. In maniera molto molto casuale, ma però elaborato, sicuramente. È una passione grandissima. Ne parleremo e approfondiremo questo argomento. 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ne parleremo anche ad Agrigento. L'anticipiamo un po' al 24, Antonella. Sì, quest'anno abbiamo anticipato il nostro convegno che facciamo ogni anno dal titolo La violenza in attesa, è la 13ª edizione. E il Centro Antiviolenza Telefono Aiuto promuove un'altra iniziativa per sensibilizzare il nostro territorio su questo grave problema. Poco fa, proprio prima di venire in televisione, sentivo la radio e c'era lo spot per questa giornata che diceva una cosa bella. Il 25 è la giornata internazionale di novembre, ma il 25 novembre è ogni giorno, non dimentichiamo, non è che dobbiamo solo ricordarci il 25 novembre. Infatti quella è una giornata che si ricorda l'evento che ha portato alla manifestazione, però naturalmente l'impegno di ognuno di noi, certo, di ognuno di noi che non deve essere solamente come operatori ma come uomini e donne, alla difesa appunto delle donne. E come lo possiamo fare? Ascoltando le donne, non facendo finta e non girandoci dall'altra parte, quando capiamo che qualcuno può avere bisogno di noi, anche semplicemente di essere ascoltato. Parleremo di quello che prevede la vostra iniziativa, ma anche delle altre importanti cose che fa Telefono Aiuto. Danilo Verruso e la sua Vigata, ma tira sto nome di Vigata, insomma, avete messo Portempedocle accanto, la televisione vi ha un po' oscurato, com'è sta cosa, Dani? In che senso? Nel senso che purtroppo i luoghi di Montalbano se ne sono andati da un'altra parte, mannaggia. No, sì, vabbè, per questioni, diciamo così, televisive, non per altro, però i luoghi di Montalbano, quelli letterari, sono lì a Portempedocle, che rimangono lì, e noi di Oltrevigata... Ma poi c'è lui lì appoggiato al lampione che insomma tiene sott'occhio tutto. Sì, Montalbano è lì appoggiato e tiene la via Roma sott'occhio, e noi stiamo lavorando per riappropriarci appunto dei nostri luoghi camilleriani, quelli letterari. Crediamo molto in questo progetto, percorsi d'inchiostro, e penso che sarà davvero una gran bella iniziativa. Ma la manifestazione in programma dal 23 al 25 non è solo finalizzata ai luoghi di Montalbano, insomma. Anzi, chiaramente diciamo, sono 3 giorni. Credo che l'elemento più importante sia il libro, no? La lettura. Sì, siamo ormai alla 7ª edizione e questo sicuramente ci riempie d'orgoglio. Quest'anno abbiamo profuso tantissimo impegno nell'organizzazione e ci saranno tantissime attività.
La mattina sarà tutto dedicato 23, 24 e 25 novembre. Non mi dire adesso il programma, mi devi dire soltanto un libro alla volta. Certo. È un libro alla volta perché... Come fai a leggere 5-6 libri? Un libro alla volta, un libro alla volta, un passo alla volta, un mattone alla volta. Cercheremo di costruire, diciamo così, un ambiente, una realtà culturale più appropriata ai tempi che cambiano. Bene, parleremo delle cose che avete organizzato in questi 3 giorni. Salvatore Fanara, ci eravamo visti parlando delle tue iniziative e anche del tuo essere paladino della sicilianità, anche con questa nuova associazione, insomma. Parliamo di siciliani e di Vespro, che cosa ci vuoi mettere in più, insomma? C'è già tutto? Allora. Sì, il microfono. Intanto buonasera. La nostra iniziativa nasce chiaramente da situazioni che abbiamo ereditato nel passato e che sostanzialmente con un gruppo di amici, di appassionati di questa terra, abbiamo praticamente dato corso a un'associazione che ha un indirizzo ben preciso, quello di conoscere in maniera peculiare la vera storia della nostra terra, la storia che parte appunto dai Vespri siciliani, da quell'anno del 1282, quel famoso lunedì di Pasqua che diede la riscossa e il riscatto alle terre della Sicilia. Un Vespro che dovrebbe essere rivissuto anche nei nostri giorni. Ma io penso che questo nostro tempo è un tempo chiaramente sul quale e per il quale dovremmo tutti avere una partecipazione molto attenta, per il semplice motivo che la situazione ci sta sfuggendo di mano. Notiamo uno spopolamento, una desertificazione del territorio che fra qualche annetto saranno dolori per la nostra società, per il tessuto connettivo siciliano. Dobbiamo porre sicuramente rimedio, parleremo delle iniziative che avete in corso, insomma già sono importanti. Conosciamo anche Roberta Iacolino, dicevamo la nostra ospite musicale, lei viene da Naro. Roberta, ci vuoi parlare un po' di te, giovanissima? Sì, mi chiamo Roberta Iacolino, ho 17 anni e vengo da Naro. Frequento il liceo linguistico di Canicattì, sono al 5º anno, quindi quest'anno mi diplomo. Già, insomma. Lingua preferita? Inglese. Mi pare logico, no? L'inglese è la lingua internazionale. Appoggiato da? Seconda lingua che ci hai messo? Lo spagnolo, direi spagnolo. Sì. Ma non c'è uno sbocco in queste nuove lingue, l'arabo, il cinese, queste cose, no? È ancora un po' preso. Sicuramente, ma forse magari in università, ecco. Sì, sicuramente queste lingue si studiano lì. Al liceo queste sono... Il francese mi sembra che è un po' tornato indietro, vero? Sì, non è scelto da molti, no? Ma no, in realtà e dire che quando noi andavamo a scuola era l'unica lingua, Antonella, vero? Chi faceva inglese era una mosca bianca, quasi tutte le scuole in francese. E poi c'è la tua passione per la musica, naturalmente. Sì, ho sempre cantato, nel senso, fin da piccola mi è sempre piaciuto e all'età di 14-15 anni più o meno i miei genitori hanno deciso che questa passione andava coltivata, quindi mi sono iscritta alla Palladium diretta da Liaminio e adesso studio lì da più o meno 4-5 anni. Certo, insomma, bisogna naturalmente arricchire con le tecniche. Si chiamano adesso i vocal coach pure, no? Sì, anche. Quelle che sono le doti naturali. Sì. Bene, poi sentiremo anche le tue canzoni e la tua splendida voce. Ritorniamo ad Antonella Gallo Carrabba. Dicevamo questa iniziativa per il 25 di novembre, questo convegno che anticipate il 24. Cosa avete programmato? Insomma, quale sarà il tema da affrontare, oltre a quello generico della violenza sulle donne? Chi sono i relatori? Insomma, cosa avete preparato? Ecco. Allora, abbiamo preparato un convegno proprio sul tema della giornata, titolo Un dolore invisibile, proprio per sottolineare il dolore della donna che spesso non si vede e che invece tutti dobbiamo imparare a conoscere.
Saranno relatori, quindi abbiamo coinvolto in questa iniziativa l'Università Core di Enna, infatti sarà presente il professore Malizia, che è un criminologo, e il preside della Facoltà di Scienze Giuridiche, il professore Di Maria. Poi ci sarà anche il dottore Cardinale, oltre noi del telefono aiuto, quindi io tra le relazioni, l'avvocato Schifano e il dottore Patti. Stiamo vedendo delle immagini di supporto, sì, di che cosa? Queste immagini fanno da supporto a un evento che abbiamo fatto nel mese di aprile, ma che dura tuttora, proprio perché, come dicevamo poco fa, la sensibilizzazione su questa tematica deve essere portata avanti tutti i giorni. E infatti è con orgoglio appunto che stiamo portando avanti questo corso, che ormai è partito dal 2 maggio. Bene, ne parleremo dopo del corso, allora, sì, ecco. E voglio ritornare a quella che è la giornata, del 24, dicevamo il coinvolgimento dell'Università Core, insomma, che dà... Ma la cosa ancora più importante è l'università anche di tutti gli enti del territorio, in primis il patrocinio del Comune di Agrigento, sarà presente il Sindaco, la Questura di Agrigento con il signor Questore, il Colonnello dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto, quindi tutti, il Prefetto, il signor Prefetto sarà anche lui presente proprio per condividere l'iniziativa, proprio per dare alla donna il messaggio che tutti siamo uomini e donne accanto a queste donne, nessuno li lascerà da sole, quindi ognuno nel proprio ambito lavorativo, nella propria professione, sarà da supporto a questa donna in tutte le fasi del suo percorso. Certo, quindi, perché la violenza sulle donne, magari quella estrema, che purtroppo quotidianamente riempie le pagine dei giornali, e la morte, insomma, il femminicidio, che molto spesso, anzi credo forse in maggioranza, avviene in famiglia, ma non è solo quello la violenza. Sì, proprio il femminicidio, il termine femminicidio è stato coniato proprio per dare l'immagine e dare supporto a quello che è l'omicidio della donna in quanto donna, proprio perché avviene proprio in ambito familiare, in quel posto dove tutti siamo abituati a trovare serenità. Per molte donne invece questo è la prigione, il luogo dove molte perdono la vita, e non pensiamo solamente alla perdita della vita fisica, ma quella psicologica, perché la morte di una donna, quelle donne che in questi anni, da 15 anni al telefono aiuto si sono rivolte, le donne della nostra provincia, sono delle donne che trovano nella violenza psicologica la loro fine molto spesso, e quindi tutte le forme di violenza non fanno altro che peggiorare questa situazione in famiglia, quindi quella famiglia, quel luogo che tutti siamo abituati a vedere come luogo di serenità, ognuno di noi torna a casa, prendiamo l'immagine di ognuno di noi, torna a casa per ritrovare la serenità, si spoglia di quelli che sono i problemi di fuori della società che ci butta ogni giorno addosso. Certo, molto spesso non possono più usare quella frase, insomma, mi è venuta proprio spontanea, home sweet home, no? Casa dolce casa. Casa dolce casa, assolutamente. Inverno più che dolce. Assolutamente, lì trovano invece la morte appunto psicologica, sono quelle donne annientate, svalorizzate, e quei bambini, pensiamo anche ai bambini, ai figli di queste donne, che molto spesso sono le vittime che hanno i traumi peggiori, perché magari non sono mai picchiati da quel padre, da quell'uomo, però nello stesso tempo vedere una madre che viene picchiata davanti a loro, una madre che viene svalorizzata, semplicemente dire a una donna non sei buona a nulla, non sei capace di fare questo, dare schiaffi o peggio ancora dare pugni dinanzi a un bambino, molto spesso questo procura dei traumi a questo bambino, sì, che anche noi del telefono aiuto lavoriamo in questo senso, e quindi ecco perché il supporto e la collaborazione che noi chiediamo a tutti gli enti, che tutti dobbiamo lavorare, ognuno di noi deve fare il proprio pezzo, però tutti dobbiamo essere solidali con queste donne. E proprio, insomma, tutte queste tematiche saranno al centro della discussione del convegno di giorno 24 che si terrà, hai detto? Si terrà in tribunale, l'aula Livatino, abbiamo avuto anche, ci sarà anche l'ordine degli avvocati che ha dato, concesso, ha riconosciuto 3 crediti formativi all'evento, e quindi anche l'avvocato avanzato sarà tra i relatori e darà l'indirizzo di saluto, e proprio perché tutti, anche l'avvocato viene chiamato in causa in queste situazioni, proprio perché l'avvocato nel momento in cui la donna ha bisogno di essere seguita
grazie al gratuito patrocinio, darà grande supporto alla donna, perché ricordiamoci che la donna, anche se è una donna che lavora, una donna che ha un proprio stipendio, molto spesso non ha la possibilità economica, perché quello stesso stipendio viene dal marito preso. Quindi dare il supporto legale, sapere la donna che l'avvocato a cui si rivolgerà gratuitamente le fornirà assistenza, è un grandissimo aiuto che questa donna può ricevere. È un lavoro che il telefono aiuto da tantissimi anni fa sul territorio, insomma, contribuendo a lenire un po' questa, possiamo definire, la piaga della violenza. Sì, perché il nostro territorio magari siamo portati a pensare che queste cose non ci sono o che non vengono fuori. Ma in realtà le cose brutte succedono accanto a noi. E invece succedono. Che vediamo pensiamo lontano, perché ecco. Ci fa comodo pensare certo, che siano lontani, così. Invece in realtà sono le donne che abitano nella nostra città, che abitano nel circondario. Però sapere, queste donne, infatti mi rivolgo proprio a loro, e io ringrazio sempre TVA per ospitarci, che chiunque vuole, anche attraverso il telefono, può chiamare, può ricevere supporto psicologico, sociale, può avere quelle informazioni che magari ha, ma che magari sono sbagliate, perché qualcuno conviene che abbia informazioni sbagliate. Quindi chiamare il telefono aiuto è un servizio gratuito, però può dare molto spesso la possibilità. Sì, il numero è 0922 22 922, è semplice. Quando ho scelto appunto questo numero ho pregato proprio quelli della Telecom di darmi un numero molto semplice da ricordare. Bene, parleremo poi anche di quello che avevamo accennato, abbiamo visto prima il corso di formazione con tutte, diciamo, le cose che trasmettete agli operatori. E ritorniamo a Giovanni Sciortino. Dicevamo 2 anni e mezzo di esperienza di consiglio comunale. Com'è stata, Giovanni? Intanto un'esperienza completamente nuova, perché la prima che ho mai, diciamo, intrapreso. È la tua prima candidatura, ecco, il primo impegno in assoluto. È la mia prima candidatura. Mi ero avvicinato autonomamente a quel gruppo che si era creato già a partire dal 2013, se non ricordo, ma molto prima. Il Grillo aveva affascinato pure te. Sì, perché inizialmente la cosa che mi aveva affascinato era che quei politici, diciamo, erano stati i primi a dare un segnale senza che ancora esistesse una legge che, diciamo, imponesse ciò che loro hanno fatto e che predicavano. Quindi l'impegno al Comune di Favara, non facile, prima, tra le primissime cose che l'amministrazione ha fatto, la liberazione del dissesto, praticamente vi ha bloccati praticamente. No? L'impatto è veramente forte, perché devo ammettere che da fuori non si capisce appieno quale sia la difficoltà con cui ci si batte ogni giorno. Non si partecipa, lo sappiamo. In consiglio comunale ci sono 2 o 3 persone, gli addetti ai lavori. Sì, non ne voglio fare una colpa alla città. Non viene lì, cioè pensa che devono essere sempre gli altri a fare, no? No, io comunque questa di qui non la vedo come una colpa, perché ognuno... No, ci mancherebbe altro. Sì, dicevo, quindi una strada tutta in salita, dichiarazione di dissesto. Sì, e ci si trova per qualsiasi azione si voglia intraprendere a dover fare i conti con la mancanza continua anche spesso di piccole somme, che è difficile, diciamo, andare a reperire. Poi non voglio scendere nei tecnicismi, ma diciamo, la sostanza è quella. Certo, in questi anni, insomma, hanno creato un po' di malcontento, insomma, chiamiamo di diverso modo di pensare anche all'interno del tuo gruppo, insomma. Ma nonostante la maggioranza bulgara di 14 consiglieri su 24, c'è stato un travaglio, ecco, all'interno del movimento. Sì, non si può negare, e penso che sia fisiologico in qualsiasi raggruppamento di persone che la pensano in un modo o sono per, diciamo sono d'accordo sotto un colore politico, con qualcosa. Alla fine, diciamo, si è arrivati così a chiedere un rilancio ed è avvenuto. Ed è avvenuto che la sindaca ha azzerato la sua giunta, o meglio, insomma, è rimasto solo l'assessore Bennicca, che poi è diventato vice sindaco, perché era da poco tempo, insomma, che aveva iniziato anche lui questo percorso. Io ho scritto sul giornale stop and go, no? Tipo un termine un po' di Formula 1, sì. Fermarsi per ripartire con più slancio, con più energia. L'intenzione è quella. E anche con forze nuove, ecco. Sì, certo, l'intenzione è quella.
siamo già al lavoro, da lunedì ovviamente, perché diciamo, abbiamo fatto tutto la settimana scorsa, c'è stata l'assegnazione delle deleghe e bene o male, io già magari ero un po' più rodato degli altri. Certo. Di consigliere, insomma, già conoscevi quello che erano certo, le però, problematiche. C'è da dire che il carico di lavoro e il carico, diciamo, di responsabilità che ha un assessore è molto più pesante. Sicuramente. Capitava che c'erano giornate intere in cui non mettevo neanche piede in comune da consigliere, adesso penso non possa esistere più, sono già 3 giorni che... Full immersion. Sì. Poi parleremo anche un po' di qualcosa di specifico delle tue deleghe, no? Insomma, hai già iniziato, dicevamo, lavori pubblici, cimitero, insomma, per vedere se c'è qualche comunicazione da dare anche ai cittadini. Ritorniamo a Elvira Brucato, dicevamo questo suo libro, il titolo è La Bibbia, il codice di Dio. Sì, lo sapevamo, no? La Bibbia racchiude un po' quello che è il pensiero della cristianità. Cos'ha invece di diverso chiamato questo? Il codice di Dio perché io ho studiato grandissimi tipo Ivan Panini, Stantenen, l'ingegner Carlo Splendore sulla legge settenario, perché mi incuriosiva questo fatto. Nel Vangelo si cita sempre il numero 7. Quante volte perdonare? 7? No, 70 volte 7. Poi nella Genesi scopro che la Mecca è il quinto discendente di Caino, perché ci sono le 2 discendenze, Caino e Adamo, non a caso, sono 2 stirpi, che immette la bigamia, perché parla alle 2 mogli, Zilla e Ada, che ha ucciso per un graffio, una piccola cosa, 2 uomini, quindi c'è il doppio omicidio e la bigamia. E lì poi io mi sono meravigliata per prima a scrivere questo libro, perché correva più una quindicina di persone che hanno avuto rivelazioni. Questa è una grande passione che ormai non mi lascia più da circa 15 anni. Ma cosa tu hai fatto delle ricerche sulla Bibbia originale, sui testi sacri? Sì. Allora, le rivelazioni, io ho creduto a questa quindicina di persone, che mi faccio paladina di queste persone. Naturalmente mi sono anche riviste loro, perché bistrattati, c'è addirittura un prete fra questi, Don Guido Bortoluzzi, che all'età di 61 anni mi hanno molto colpito, perché io ne ho 61 di anni e pubblico il libro, si ripete un po'. E allora lui ha avuto all'età di 61 anni la rivelazione sulla creazione della terra e del peccato originale, e io non solo faccio un discorso di correlazione dove esamino parola per parola dalla Genesi, perché tutti sanno, la Chiesa dice da sempre che i primi 11 capitoli della Genesi sono simbolici, quindi bisogna capirlo per simbolismo, ma poi Gesù spiega, specialmente a Jacob Lorber, che era un austriaco nato nel 1800, e per 24 anni lui scrive, era un grandissimo violinista, a 40 anni, guarda un po', tempo di preparazione, lui ha raggiunto il massimo, aveva vinto un meraviglioso concorso a Trieste di violinista, però quella vocina, come fa per tanti, Gesù gli dice alle 6 di mattina, ricordo, non so se era il 13 aprile, qualcosa del genere, alzati e scrivi. E da allora lui, in perfetta solitudine e povertà, ha scritto per 24 anni, fino alla data della sua morte nel 1864. Ma le cose che tu hai trovato, le rivelazioni che riporti, sono in contrasto con quella che è la normale fede cristiana e cattolica in particolare? No, io dimostro questo, che allora io le rivelazioni, prima ho fatto e lo farò sempre, uno studio sempre più attento della Bibbia, perché come quando uno vuole il tendellone all'università, più studia, più... Dico, se questo lo legge il Papa non discomunica, questo voglio dire, ecco. Io devo dire una cosa, lo dico apertamente, è 10 anni che cerco di far aprire la Chiesa Cattolica alle rivelazioni, sono una cattolica praticante, convintissima, e io sto cercando di far capire alla Chiesa che non c'è niente in contrasto, completamente niente, perché io lavoro attentissimo, faccio 15 anni, correlazione a tutti, dove tutti siamo membri dello stesso corpo, e quindi studio le religioni. Ma come avviene una rivelazione?
Come avviene? Tu l'hai descritta. La traduzione interiore, certo, io nel capitolo... spiegammola così in parole povere, ecco, io ho messo un capitolo c'è molto una trasmissione di pensiero. No, per capire il libro stavo dicendo questo, ho specificato Dio che parla ai suoi figli e ho fatto di ognuno di loro una minima bibliografia, perché questo libro ho cercato di spiegare un po' tutto quello che si chiede all'uomo, tutto, chi siamo, dove veniamo, cos'è il giudizio universale, se esiste la morte eterna, tutto. Ma principalmente io parto dalla verità sul peccato originale, perché voglio arrivare lì, ai problemi sociali. Io dimostro a livello fisico, ci sono due leggi nella natura, della causa-effetto e dei contrari. Da lì poi tutto si ripete, in quantistica si dice che è tutto un universo olografico, tutto ciclicamente si ripete, e io dimostro, anche ho fatto un capitolo sulla seconda persona della Bibbia, che dalla Genesi all'Apocalisse è tutta una ripetizione. Io vorrei ritornare sul titolo del libro. Il codice generalmente che cos'è? È una chiave, no? È una chiave di accesso per scoprire un qualcosa che magari è chiusa, è incomprensibile, è criptata. Io sul codice ho studiato tantissime cose, ognuno ha trovato un suo, io penso di aver trovato un mio, specialmente i numeri, e io sono tornata a studiare la Cabala, io studio un po' di tutto, gematria, numerologia, Cabala, di tutto di più. E il tuo codice ha trovato la chiave giusta? Sì. Sì. Io penso di avere in pugno la verità tutta intera, però la racconto naturalmente come un racconto fantastico, lo proporrò il giorno 26 perché presenta il libro. Sì. Dove? Diciamo, al Circo Empedocleo, sì, alle 18, il 26 sarebbe lunedì. Farò una cosa molto particolare, il libro è particolarissimo, così particolare sarà. Ci sarà tutto un team di artisti, io adoro dipingere e scrivere, sono le mie due passioni primarie. È un modo quindi particolare per presentare il libro. Ci sarà musica, la soprano, ci sarà il violinista, ci sarà il chitarrista, ci saranno anche dei video, musica, pittura, commenterò dei quadri. Io vedo che lì c'hai dei segnalibro, magari poi più tardi, se ci vuoi leggere proprio 5-10 righe, insomma, per capire un po' anche il modo di come è scritto. Per far capire... la tua scelta, insomma. Poi... Sì, mi è venuto in testa un discorso. Bene, e allora, in attesa di questa cosa, ci alletiamo anche un po', avevamo presentato e fatto conoscere Roberta Iacolino, la sua passione per la musica e anche il suo impegno di studio, no? Hai già affrontato il palcoscenico, le telecamere, insomma, oppure è rimasta ancora un po' tutto una cosa un dentro? Po' in piccolo. Sì, ho frequentato diversi concorsi, ovviamente sempre in piccolo, non mi sono mai allargata. Beh, insomma, però c'è stato l'impatto col pubblico, con i giudici, insomma, un po' con tutti. Sì. La mia prima volta è stata un po'... traumatica? Sì, un po' traumatica. È per tutti così. Infatti per tutti così. Bene, vogliamo sentire la tua voce, Roberta, cosa ci propone come prima canzone? È una canzone di Dua Lipa, si chiama Homesick ed è una delle prime canzoni che ho cantato più o meno. Bene, se vuoi allora conquistare il centro del nostro studio, prego, così insomma sentiremo la bravura sicura della voce di Roberta Iacolino. A voi.
with you. Oh, I wish I was there with you. Oh, I wish I was there with you. But you give me a reason, something I believe in. I know, I know, I know. You give me a meaning, something I could breathe in. I know, I know, I know. It's a bittersweet feeling, longing and I'm living. I go, I go, I go. Turn my heart to light, but I know deep inside it's true. That I wish I was there with you. Oh, I wish I was there with you. Oh, I wish I was there with you. Brava, brava Roberta Iacolino, ritorna al posto. Bene, e proseguiamo allora, dicevamo con Salvatore Fanara di questo impegno dell'Associazione I Siciliani del Vespro, abbiamo parlato di nuove migrazioni, di Sicilia che si va spopolando. In questo caso qual è allora l'impegno della tua associazione? Il microfono. Allora, la nostra direttrice di marcia praticamente riguarda proprio quello che ha detto lei, cioè questo spopolamento demografico che stiamo avendo, che stiamo subendo da parecchi anni a questa parte. Sappia che in Sicilia circa 20.000 giovani vanno via e sono i giovani praticamente formati, ripeto, con un bagaglio culturale notevole. Non solo, ma con la consapevolezza che le famiglie che hanno investito su questi figli sanno che andando via questi ragazzi non torneranno più in Sicilia. Allora noi come Associazione Siciliana del Vespro stiamo monitorando, soprattutto nella nostra provincia, ci sono dei paesi, delle città che si stanno spopolando. Le faccio un esempio. Licata mancano circa 25.000 licatesi, Palma di Montechiaro 18.000 licatesi, 10.000 a Favara, poi abbiamo il paese simbolo che è Aragona. Sappi che i residenti all'estero hanno superato quelli che sono in Sicilia. Non solo, ma quello che praticamente andiamo ad affrontare saranno anche i problemi dell'abbandono delle terre, i problemi del dissesto idrogeologico, perché di questo stiamo parlando, per cui praticamente facendo una perlustrazione interna, soprattutto della Sicilia, c'è lo sfacelo, chiaramente associato in uno stato di abbandono che questa terra ha subito in più di 30 anni a questa parte, e le vicende li conosciamo abbastanza, quello che sta succedendo, quello che si sta verificando, per cui la necessità di dare serenità, sviluppo a questa terra, per noi associazione, stiamo analizzando uno studio che si chiama Zona Economica Speciale. Che cosa significa? Noi sappiamo benissimo che in Europa ci sono circa 70 zone ZES, sono praticamente delle zone dove c'è una fiscalità di vantaggio completamente diversa da quella normale. Sostanzialmente si dà la possibilità a queste popolazioni svantaggiate di poter uscire da questi tunnel dal quale noi ci stiamo entrando e non sappiamo con quale pericolosità di ritorno ne possiamo uscire. Certo, quello che dici tu è importante, perché queste agevolazioni sicuramente daranno o potrebbero comunque dare la possibilità di investire sul territorio, di richiamare aziende, di richiamare imprese che potendone trovare poi vantaggio, insomma, e allora vogliono non solo rimanere ma venire in Sicilia. Ma caro dottore Moscato, le vorrei sottolineare che se noi facciamo
un parallelo con il Trentino Alto Adige. Il Trentino Alto Adige ha una struttura giuridica come quella siciliana, solo che lì lo statuto autonomo funziona, c'è un tasso di disoccupazione proprio quasi al zero, mentre noi in Sicilia, con uno statuto speciale autonomo che non è mai stato applicato, dico non è mai stato applicato in 70 anni, basterebbe proprio per dare una scossa all'economia siciliana applicare gli articoli 36, 37, 38 e 39 dello Statuto siciliano, che sono la parte finanziaria del titolo quinto dello Statuto siciliano, che potrebbero dare respiro alle popolazioni, alle imprese, alle famiglie, alla Sicilia. L'associazione come la vostra, insomma, vuole dare voce a questa esigenza. Oltre a questo è una voce che grida nel deserto? No, oppure in realtà, insomma, qualche riscontro si potrebbe trovare? Allora, io è da 10 anni che praticamente con un gruppo di amici abbiamo monitorato e osservato i movimenti che ci sono stati, ripeto, nella nostra terra. Le posso assicurare che già c'è un forte richiamo a una identità perduta che è quella siciliana, va bene, e che adesso si sta riaffacciando la possibilità, l'interesse anche della politica verso qualcosa che è di eccezionale, che è quella della identità di un popolo, di una nazione siciliana che ha fatto tantissimo e ha dato i figli illustri al mondo. Bene, voi diciamo, oltre a quello che è il discorso generale e naturalmente generico di quello che la Sicilia avrebbe bisogno, molto spesso scendete anche nel particolare, come per esempio il progetto FROC, la filiera rifiuti organici corta, che insomma, avete già presentato in varie occasioni e che cercate di far sì che possa essere attuata. Esattamente, sì, praticamente nel nostro programma già quest'anno abbiamo fatto 2 eventi, uno al Palazzo Bellacera a Comitini, un altro al Palazzo Ducale Tomasi di Lampedusa a Palma di Montechiaro. Sono eventi specifici per gli amministratori, praticamente all'interno della nostra associazione abbiamo un ricercatore scientifico che in questo momento lavora al nord Italia, quindi mette a disposizione la sua professionalità, ha messo a disposizione il suo know-how, le sue conoscenze, e ha progettato un sistema che è eccezionale, quello del recupero di trasformazione dei rifiuti in ricchezza, in reddito. Di che cosa stiamo parlando? No, ce ne sono tanti metodi, stiamo parlando di una macchina che praticamente trasforma con un'essiccazione rapida i rifiuti e li trasforma in fertilizzanti solidi e liquidi per l'agricoltura. C'è un processo praticamente diverso dalla classica compostiera per i rifiuti organici. Perfettamente. Noi abbiamo messo già a disposizione a vari comuni e a vari amministratori, ma caro dottore Moscato, purtroppo stiamo vivendo un impasse enorme. In Sicilia su 390 comuni quasi l'80% sono in dissesto o in predissesto finanziario, per cui ripeto, c'è una difficoltà enorme operativa, certo. Praticamente i sindaci, gli amministratori hanno grosse difficoltà, però tenga presente una cosa, che ci sono i fondi europei che debbono essere sfruttati e che purtroppo anche per questo settore, per questo settore in questo momento sono a disposizione. Per cui praticamente gli amministratori hanno la possibilità, ripeto, di sfruttare in questo momento questo canale, perché è veramente miserevole far ritornare questi fondi di nuovo in Europa. Bene, magari dopo la trasmissione, qui abbiamo uno degli amministratori, l'assessore Sciortino, insomma, vi potete anche un po' scambiare. Va bene? Ok. Ritorniamo a Vigata, dicevamo questa iniziativa di Oltre Vigata, fiera delle associazioni, un libro alla volta. 3 giorni di cosa? Danilo Caruso. Beh, 3 giorni, non mi vorrei ricollegare al discorso che è stato fatto prima, perché quest'anno il tema è talmente, adesso della gente che va via dal sud, è talmente acclarato
che anche noi come Oltrevigata abbiamo deciso di dare un tema specifico a questa fiera, la 7ª edizione, e si chiama infatti Ritorno al Sud, perché noi come associazione sentiamo la necessità di lavorare, almeno da un punto di vista culturale per quel che ci compete, ad un progetto di sviluppo che permetta a chi è andato via di ritornare e chi è qui ancora di rimanere, quei pochi che sono rimasti, perché effettivamente i giovani ogni anno vanno via. Io avevo nell'associazione, c'erano giovani iscritti, molti giovani iscritti, adesso sono sempre di meno e vanno sempre via, e le difficoltà per l'associazione sono sempre maggiori a questo punto, perché mancando le menti e le braccia, chiaramente portare avanti un progetto così ampio qual è quello di Oltrevigata, che ha Oltrevigata, chiaramente è difficile. Però siamo qui e sono qui appunto per la fiera. Dicevamo, questi 3 giorni. Questi 3 giorni saranno 3 giorni pieni di iniziative di carattere teatrale, di carattere editoriale e di carattere musicale. Infatti, e poi la mattina sarà tutto dedicato ai bambini, ci sarà un teatro di marionette per i bambini realizzato da Pietro Siracusa il venerdì mattina, mentre il sabato ci sarà uno spettacolo realizzato dal Carosello, un'associazione di Porto Empedocle, che animerà un po' la fiera per i bambini. Ma gli eventi più importanti chiaramente sono tutti la sera e sono tutti di spessore. Il venerdì parleremo di mafia e comunicazione. I social chiaramente hanno cambiato, trasformato totalmente quello che è la comunicazione fino ad oggi, fino a ieri conosciuta, e le mafie cominciano ad organizzarsi e a modificare il loro modo di lanciare i propri messaggi. Così, insieme al procuratore aggiunto Salvatore Vella, Francesco Pira, il commissario di Porto Empedocle nonché vicequestore aggiunto di Agrigento, Chiara Ciarabba, Mario Barresi, inviato della Sicilia, parleremo insieme alla giornalista Vanessa Chiapparo di questo argomento e delle eventuali contromisure da prendere. Quello che vediamo invece è un altro argomento che affronterete il 25, no? Il 25, questo è, diciamo, il nostro... chiamiamolo riscatto di Vigata, dai! Sì, diciamo così, ecco, prima si parlava di ritorno a sud, ecco, noi ci stiamo provando e ce la stiamo mettendo davvero tutta. Questo percorso di inchiostro sulle orme del commissario Montalbano in realtà è il tentativo di realizzare un vero e proprio teatro all'aperto con una guida narrante, per cui si racconterà in giro per le vie di Porto Empedocle la storia di Porto Empedocle, e in alcuni momenti si apriranno delle finestre teatrali realizzate a cura di Giugiu Gramaglia e di Anna Grazia Montalbano. Chiaramente è un progetto ambizioso, perché l'idea è quella poi con il tempo di programmarlo per l'estate e portare a Porto Empedocle quanta più gente possibile. Perché ricordiamolo, insomma, che la Vigata, quella scritta e non quella televisiva, è Porto Empedocle, c'è la Marinella, c'è tutto quello che viene descritto nei romanzi di Camilleri su Montalbano è quello che è il suo paese e i suoi dintorni. Certo, le esigenze televisive ci hanno rubato questa possibilità, però insomma. Sì, però rimane il dato di fatto letterario e, se vogliamo, anche teatrale. E infatti l'idea qual è? Non è soltanto quella prettamente turistica, e va bene, ma anche di carattere culturale. L'idea è quella di entrare a poco all'interno del centro storico di Porto Empedocle e dare la possibilità di recuperare parti del centro storico, quelle citate nei romanzi di Andrea Camilleri, sia quelli di Montalbano chiaramente che quelli storici. Parlavi di diverse iniziative, tutto a ingresso libero, credo, sì? Sì, è tutto a ingresso libero, e anche questo chiaramente per noi ci costa molto, ecco. Chiaramente abbiamo ricevuto anche contributi da parte della Regione, come si vede in locandina, sempre più esigui chiaramente, però sufficienti quantomeno per mettere su tutte queste 3 giornate, per pagare le spese. E poi tutto alla fine, e poi avremo anche due personaggi molto importanti durante la fiera. Uno è Ignazio Caruana, biologo di origini empedocline,
un ex insegnante che durante i suoi primi anni di insegnamento perde per una malattia, a causa della leucemia, una bambina. Decide di cambiare la vita e di dedicarsi alla biologia. E così adesso ha scoperto alcune terapie per curare alcune forme di leucemia infantile. E questa è una cosa veramente incredibile. E poi chiuderemo la fiera con la serata finale con Pino Aprile, a proposito di Ritorno al Sud. Quindi presenteremo il libro di Pino Aprile, che è molto provocatorio, non a caso. Il titolo è L'Italia è finita ed è meglio così, edito dall'APM. Chiaramente è un po' come entrare a piedi uniti su un tema molto scottante, che però ormai è diventato assolutamente inevitabile da affrontare, soprattutto perché io ho 43 anni e ci sono giovani che si sono appena laureati, ed è giusto che la Sicilia, il Meridione, abbia la sua opportunità di crescita e di sviluppo. Insomma, una cosa molto difficile, una cosa personale, insomma, mia figlia è andata così per visitare un'amica a Verona e quando è tornata ha detto io risalgo. Ed è risalita? No, però ha detto io risalgo, l'intenzione è quella purtroppo di risalire, è troppo, la disparità, carissimo dottore Fanara, è troppa, veramente troppa. È una forbice che si allarga sempre di più e che insomma, chi si aspetta che ha una prospettiva di vita migliore abbandona. Ma dico, dottore Moscato, se noi dobbiamo fare una disanima, qua è mancato per circa 25 anni un confronto politico reale con il territorio, c'è praticamente questo stato di abbandono totale che praticamente ha colpito la Sicilia e soprattutto la parte più vulnerabile della Sicilia, che secondo noi è la provincia di Agrigento, perché dove manca tutto. Poi, manca tutto, siamo Bolzano, gli ultimi, siamo gli ultimi. Cioè, allora io domenica mattina abbiamo fatto un evento a Catania e c'era una giornalista dove praticamente si parlava della Valle dei Templi. Per noi la Valle dei Templi giustamente è la gemma, la parte più eccezionale, certo, più conosciuta a tutto il mondo. Ebbene, quando noi parlavamo che nel 1969 si iniziarono le pratiche da parte della provincia per affrontare l'aeroporto, e che con una legge ben precisa, praticamente la legge 100, provincia di Agrigento, con 4 miliardi delle vecchie lire, a quell'epoca, 1970, si doveva finanziare lo scalo aeroportuale agrigentino in territorio di Licata, piano romano. Allora, a quell'epoca gliela posso pure documentare, tra la fine del 75 e 77, sulla scia, ripeto, di questa evoluzione di nuovi scali in Italia, avevano costruito lo scalo di Albenga, lo scalo di Pisa, ma dico, lo scalo di Albenga, se oggi noi andiamo a verificare il report economico che può apportare lo scalo di Albenga, veramente viene da piangere. Quando noi, con la potenzialità che ha questo territorio dal punto di vista dei beni monumentali archeologici, dal punto di vista anche dalle eccellenze agroalimentari che ha questo territorio, praticamente impossibile che si faccia l'aeroporto. La responsabilità politica di chi ha gestito il territorio, va bene, se l'è fatta sfuggire. Cioè, oggi la provincia di Agrigento, se avesse avuto un aeroporto di terzo livello, va bene, avrebbe lenito chiaramente tutte queste difficoltà. Chiaramente oggi si ostinano sempre di più a dirci: voi l'aeroporto non vi necessita, ma scusate, no, adesso non ci sono più i fondi. Noi abbiamo visto com'è finita con l'aeroporto di Comiso, appunto, quindi, che sta veramente andando alla deriva. Comiso non apre sicuramente ad Agrigento. Va bene, dobbiamo continuare. Dicevo, anzi chiedevo prima ad Antonella Gallo Carrabba di parlarci del corso di formazione. C'è questo incontro che
il telefono aiuto con gli operatori che cosa? Di polizia, gli operatori della pubblica amministrazione? A chi è rivolto? Ecco. Abbiamo aperto questo corso quando abbiamo pensato, appunto, è un corso appunto dell'ASP, quindi la Regione Siciliana attraverso un progetto obiettivo ha finanziato questo progetto. È un progetto che riguarda operatori di vari settori, quindi operatori delle forze dell'ordine, assistenti sociali, psicologi, soprattutto abbiamo cercato anche di far coinvolgere anche gli insegnanti, perché devono essere maschi e femmine per evitare problemi. Quindi questo corso cosa vuole fare? Sono 3 pomeriggi, è soprattutto un corso gratuito, dove in 3 pomeriggi si affrontano le tematiche più importanti e diamo le informazioni di base su quella che è il contrasto della violenza di genere. La prima giornata è dedicata alla violenza di genere, la seconda allo stalking e la terza giornata parliamo anche del codice rosa. Il codice rosa, che è quella corsia preferenziale che ai pronto soccorsi d'ora in poi ci sarà per la donna vittima di violenza. Quindi un percorso formativo che dà che cosa? Gli elementi adeguati per affrontare questa situazione. Soprattutto l'idea nostra è quella di creare rete, di fare rete con gli operatori del territorio, ma non rete fatta di protocolli e di documenti, ma una rete fatta di operatori, di persone che lavorano, ma soprattutto di persone che si scambiano informazioni, proprio per l'idea che diamo poco fa nell'intervento precedente, quello cioè che gli operatori devono lavorare insieme. Prendiamo tutti come se fosse, portiamoci questa immagine, la donna per mano, ognuno di noi la porta per quel pezzo che compete e insieme percorriamo un percorso insieme a lei. Quindi la polizia, la questura di Agrigento, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, adesso anche la Capitaneria di Porto e non solo, psicologi, assistenti sociali, gli operatori dell'ASP, gli operatori delle associazioni, ma anche gente comune può fare il corso, proprio perché non solo gli operatori devono aiutare le donne, ma anche il vicino di casa, il parente, la sorella, magari non ha gli strumenti per aiutare. Attraverso il corso noi diamo anche la possibilità di conoscere gli indicatori per poter prevenire le situazioni e fare in modo che le situazioni che sono all'inizio possono invece non degenerare, e quindi molto semplice alle volte. La donna chiede aiuto, lo chiede in diversi modi, lo può chiedere anche stando in silenzio, cambiando atteggiamento, quindi impariamo anche a capire i silenzi, ad ascoltare i silenzi che a volte fanno più rumore delle parole. Allora partecipare al corso sono 3 pomeriggi, in fondo sono soltanto 3 pomeriggi, però diamo la possibilità che da quel momento si lavora insieme, si lavora per le donne, ma non soltanto, si lavora per la famiglia, perché se la donna è vittima di violenza lo è tutta la famiglia, anche il marito maltrattante. Adesso il Ministero ha dato la possibilità di aprire degli sportelli che danno all'uomo la possibilità di essere anche aiutato, perché lo sono sempre stata convinta anch'io che possiamo aiutare la donna, possiamo tutelare la donna, metterla anche in comunità nei casi più gravi, allontanarla da quel nucleo familiare. Però dobbiamo anche agire sul maltrattante, perché qualcuno deve dire a questo uomo, a questa persona, che quell'agire è sbagliato. A volte io non c'è soltanto il punto di vista repressivo della legge, assolutamente eccetera, eccetera, no. ma anche preventivo, dobbiamo lavorare sulla prevenzione. O comunque il supporto psicologico per far capire che quello che fa non va bene. Ecco perché per esempio noi andiamo molto spesso nelle scuole. Abbiamo partecipato ultimamente anche al progetto Questo non è amore della Polizia di Stato, e insieme polizia e associazione, proprio per dare modo ai ragazzi nelle scuole, perché è da lì che dobbiamo iniziare, non soltanto ai ragazzi delle scuole superiori, ma dalle scuole elementari. E poi voglio, se mi date 2 minuti, un minuto, in questo momento abbiamo un'emergenza che dobbiamo tutti stare attenti, quella cioè video e foto che possono veicolare attraverso i gruppi di WhatsApp.
Quindi io mi rivolgo anche ai genitori di controllare spesso il cellulare dei figli, da raccomandare ai figli che tutte le volte che condividiamo un messaggio, un video o una foto, nostro, diventiamo anche complici di chi ha fatto questo grave reato. Quindi stiamo attenti, non condividiamo, anche per semplice curiosità a volte capita di trasmettersi questi messaggi. In realtà stiamo compiendo un reato, ma soprattutto stiamo dando la possibilità a una persona di uccidere un'altra persona, perché la vergogna, il non poter controllare più, perché ricordo che spesso le foto e i video che entrano in rete non è possibile più bloccarle, quindi diamo con le migliaia poi di condivisioni che ci sono, quindi stiamo attenti e controlliamoci noi adulti, non diamo solo la colpa ai ragazzi. Sicuramente. Allora Giovanni, hai già preso possesso, insomma, del tuo assessorato, hai già un po' verificato delle priorità, delle cose da fare subito, se le hai già fatte o comunque che sono, insomma, importanti e hanno bisogno di più attenzione? Assolutamente, sono stato 2 giorni, compreso oggi sono 3, a girare un po' per gli uffici per prendere contezza di ciò che c'è in corso. Siamo in un momento particolare perché ci sono molti settori in cui sta avvenendo dei cambiamenti. Parlo anche di una delle deleghe che non ho in prima persona, ma a Bennica con il passaggio alla totale differenziata. Nel mio settore c'è il PRG che siamo ormai in fase di arrivo. È stato arenato, mi sembra. Allora, è stato effettuato, no, non siamo arenati, è stato effettuato il sopralluogo del CRU, del Consiglio regionale dell'urbanistica, che solleverà, farà delle osservazioni, in settimana arriveranno, ci è stato comunicato, l'ufficio tecnico le processerà e saranno poi rimandate all'assessorato. C'è il problema della viabilità, sia quella normale, insomma, programmata per gli interventi di manutenzione, ma anche quella straordinaria dovuta all'eccezionalità del maltempo di questi giorni. Per questo se ne è parlato, abbiamo destinato parte dei fondi ANAS, che erano delle somme di residui di ribassi, delle somme che erano state attribuite precedentemente al Comune, e verranno aggiustate molte strade, le buche più importanti. Abbiamo già in corso una manutenzione, che erano delle piccole economie, circa 20.000. Troppo a freddo, insomma, così, provvisorio, io direi. Sì, è molto provvisorio. Lo sai che è provvisorio. Assolutamente, non è la stessa cosa di un intervento fatto completo, però ci sono delle buche che sono proprio molto pericolose e in un modo o nell'altro devono essere rattoppate. Ma ci state pensando per via Che Guevara? Alla via Che Guevara si era inserita nel contesto si era pensato di una possibilità, esatto, si era pensato di bloccare le gare che si stanno espletando in questi giorni, sia per la manutenzione delle strade sia per la piazza Cavour, dando priorità a questo che è un gravissimo problema. L'ha detto anche il vostro onorevole, bloccate le gare. Assolutamente, era stato anche valutato da noi consiglieri come gruppo, però parlando con l'ufficio tecnico, anche a volere fare una somma urgenza che tecnicamente e burocraticamente, a quanto ho capito, non è possibile, perché bisogna fare la convenzione con l'ANAS. Queste somme sono state impegnate tramite convenzione e devono essere giuridicamente impegnate entro il 31/12, quindi fine anno. Diciamo che non c'è il rischio, ma c'è la certezza di perderle nel caso di... C'è stato un sopralluogo della protezione civile in via Sì, il sindaco ha effettuato il sopralluogo siamo alla protezione civile. Non mi voglio sbilanciare perché non ho ancora la sicurezza di... se c'è la possibilità che contribuisca la protezione civile ad aiutarci a risolvere questo problema, però ci sta lavorando. Assolutamente non è un problema che ci siamo messi alle spalle. Ne hai carne sul fuoco, insomma. Molta. Speriamo che non si bruci, qualcuno mi ha detto una volta. Assolutamente. Allora, Elvira Brucato, hai pensato alla cosa che ci vuoi leggere, insomma, per capire un po' il meccanismo di questo codice di Dio, insomma, anche il modo di come leggere, io volevo leggere il dolore per sfatare il discorso del dolore punitivo, che è tutto un discorso di tragedia, anche perché io penso che ne possa parlare più di tanti altri, perché
alle mie spalle ho circa una quarantina di operazioni, si immagini. E il mio libro l'ho partorito proprio in queste ricoveri ospedalieri. E il dolore psicologicamente si può superare. Ne accenniamo qualche rigo allora? Sì. Prego. Dice Gesù a Pietro Baldi nella Pasqua del 1932 col messaggio della risurrezione. L'universo è infinito, io vengo di lontano, attratto dal tuo dolore. Nessuna cosa tanto mi attrae come il dolore, perché solo nel dolore l'uomo è grande e si purga e si redime, avviandosi verso più alti destini. È triste colpirvi così, ma solo soffrendo potete capire la realtà della vita. Esulta, perché questo è lo sforzo della tua risurrezione. A chi soffre io dico, coraggio, tu sei un decaduto che nell'ombra riacquisti la perduta grandezza. Giusta reazione della legge da voi liberamente violata, che impone il ritorno all'equilibrio e strumento di scensione, il dolore vi indica la via smarrita, vi impone di riaprire l'anima, chiusa dalle facili gioie che purtroppo vi accecano, a gioie più alte e più vere e forza che vi impone di riflettere e di ritrovare in voi stessi la verità dimenticata e in posizione di nuovo progresso. Abbraccia con gioia questo grande lavoro di chi ti chiama a realizzazioni più vaste. Se non vi fosse dolore che vi forzerebbe ed evolvere verso la forma di vita e di felicità più complete, mi mancano gli occhiali per spiegare. Però abbiamo capito che insomma il dolore non può rimanere fine a se stesso, ma deve essere da stimolo per superarlo. Leggo qualche frase d'altare. Non ribellarti, ma ama il dolore. Esso non è vendetta di un Dio, ma è fatica impostati per una conquista vostra. Non maledire, ma affrettati a pagare il debito voluto dall'abuso di questa libertà che Dio ti dette perché fosti cosciente. Qua si riferisce al peccato originale. Io sono affascinata da questa rivelazione sul peccato e lì poi farò tutto un discorso molto serio su tutto quello che dilaga. Certo. I valori morali della società. Capisco che naturalmente il lavoro che hai fatto è molto importante, ma capisco anche insomma, che ci vuole anche una predisposizione particolare per leggere, per affrontare questi argomenti insomma, che sono di tematiche importanti, religiose, parliamo anche di filosofia, parliamo anche insomma, di quello che uno può affrontare in maniera non semplicistica come leggere un romanzo di avventura oppure leggere qualcosa di più evasivo. Io ho fatto un lavoro molto serio e quotidiano. Sicuramente. Io le rivelazioni le ho lette, le ho correlazionate, ho capito che una rivelazione che Gesù ha dato a Jacopo Lorber, che è nato nel 1800, non poteva mai essere uguale a quella che ha dato da Don Guido, che è nato nel 1907, in quel periodo, certo. Dove dopo la legge di Mendel si è capito un po' come riproduzione genetica, insomma, e lì veramente c'è. Certo, per chi vuole approfondire sicuramente ce ne sono tantissime. No, io volevo specificare che dimostrerò che tutto questo che sta succedendo adesso la fonte del peccato originale, cioè se veramente riesco a rendere consapevole l'uomo della causa di tutti i mali, che viene sempre dalle origini, che poi le origini. Per chi ci crede. Ci tengo a dire una cosa, ci tengo a dire una cosa, le origini non sono Adamo ed Eva, sono Lucifero, perché noi veniamo dal mondo spirituale, il materiale è la conseguenza del peccato di Lucifero. Chi ne vuole sapere di più c'è il libro La Bibbia e il Codice di Dio a disposizione. Bene, siamo arrivati, volevo dedicarvi tantissimo altro spazio, ma purtroppo vedo che già inesorabilmente il tempo scorre. Riascoltiamo la bella voce di Roberta Iacolino e mentre voi vi preparate i saluti, 30 secondi ve li posso dedicare ancora, perché qui a Target e noi quando salutiamo non diciamo grazie e arrivederci, ma vogliamo un pensiero, una frase, insomma una citazione, un qualcosa che caratterizzi anche il vostro lavoro e il perché voi siete qui. Ancora la voce di Roberta Iacolino con una canzone di Adele. Vai!
to be. So desperate to find a way out of my world and finally breathe. Right before my eyes I saw my heart, it came to life. This ain't easy, it's not meant to be. Every story has its scar. When the pain goes too deep, when the night keeps you from sleeping, just look and you will see that I will be your remedy. When the world seems so cruel and your heart makes you feel like a fool, I promise you will see that I will be your remedy. No river is too wide or too deep for me to swim to you. Come whenever, I'll be the shelter that won't and dreams come true. Your love, it is my truth, and I will always love you. When the pain goes too deep, when the night keeps you from sleeping, just look and you will see that I will be your remedy. When the world seems so cruel and your heart makes you feel like a fool, I promise you will see that I will be your remedy. When the pain goes too deep, when the night keeps you from sleeping, just look and you will see that I will be. When the world seems so cruel and your heart makes you feel like a fool, I promise you will see that I will be. Grazie Roberta Iacolino e iniziamo proprio con te i saluti, nel ringraziarti della presenza, ti chiediamo insomma anche un pensiero per continuare nella tua professione, speriamo che si possa realizzare. Spero che un giorno riuscirò a diventare qualcuno in questo campo, anche se il mio obiettivo principale è quello di laurearmi, comunque studiare e diventare qualcuno. Spero anche per me stessa di riuscire a diventare qualcuno in questo ambito, anche se so che è un po' difficile, però soprattutto oggi. Sicuramente, una frase dice crederci e ci riuscirai, quindi ci credo. Grazie anche a Salvatore Fanara e la sua associazione I Siciliani del Vespro. Io, a completamento di quello che si è detto, noi abbiamo già trasmesso come progetto pilota in provincia di Agrigento a tutti i comuni della provincia di Agrigento l'interessamento e il know-how che mettiamo a disposizione a tutte le amministrazioni. Già si trova nella PEC istituzionale di tutti i comuni della provincia di Agrigento. Stiamo parlando del sistema strategico FROC. E il saluto, Salvatore. Benissimo, io volevo pigliare
un pensiero che è importantissimo e che fa parte di una collezione di pensieri di un pilastro della Chiesa Apostolica Romana. Parliamo di San Francesco d'Assisi, che recita: cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile, e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. San Francesco d'Assisi. Grazie a Danilo Verruso e la sua associazione Oltre Vigata, appuntamento 23 al 25 alla cittadina di Montalbano. Sì, venite a Porto Empedocle, la città di Andrea Camilleri, dove è nato Andrea Camilleri, e vorrei ricordare che sarà possibile per tutte e 3 le giornate vedere la mostra Un mare di scatti e votare la foto più bella. Il pensiero è quello di dare spazio ai giovani. Diamo spazio ai giovani e loro troveranno la strada giusta per rilanciare la Sicilia e il nostro territorio. Grazie a Elvira Brucato, il suo libro La Bibbia, il codice di Dio. Volevo fare una riflessione. Un bimbo adottato cercherà sempre di, anche se è amatissimo ai suoi genitori adottivi, di conoscere la propria identità. Quando scopre prima o poi di essere adottato, cercherà sempre di sapere chi sono i genitori. Ecco, ogni uomo si dovrebbe domandare: che ci sto a fare qua, da dove vengo, chi sono, se c'è una vita dopo questo corpo. Io me lo sono chiesto, ho trovato tutte le risposte, le voglio far conoscere a voi, tutto qui. Questo è il mio libro, vi aspetto tutti, giorno 26 al Circo Empedocleo. Grazie a Giovanni Sciortino, assessore al Comune di Favara, e in bocca al lupo. Grazie. Io volevo dire, dato che questa è una parte della mia vita, perché oltre a questo sono architetto, faccio in piccolo agricoltura e appassionato di ginofilia venatoria, in questo caso, essendo stato invitato come assessore al mio comune, auguro buon lavoro alla nuova giunta e ti ringrazio per l'invito. Grazie a Antonella Gallo Carrabba. La giornata contro la violenza sulle donne il 25 di novembre e il convegno del 24. Sì, naturalmente io come sempre approfitto e mi rivolgo alle donne che ci stanno ascoltando di chiamare il telefono aiuto e di finalmente rompere il silenzio, anche semplicemente telefonando in anonimato, però se rimaniamo in silenzio diventiamo complici di chi invece ci sta maltrattando. Quindi ripeto il numero 0922 22 922. Grazie della vostra presenza e partecipazione, grazie al nostro gentile pubblico che anche questa sera ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.